Stiamo scherzando, da spostare un'astra nera. Astra nera. Un'opera nera. Tua. Alessà, tua. Alessà, la tua. No. Un'astra nera. Poi c'è da spostare mia suocera. Se... L'avvicinate. Io non so dove è il cimitero qua, però vabbè, sto scherzando. Tutti gli zuzzari sono bellissimi. Vi faccio... A proposito, e fai su la mano? Aspetta, stai per un anno, caro Fiorello, tu non eri così. A vecchiaia si cambia. Esatto, si vede. Ho visto un bambino poco fa, vabbè, ora non è più a portata di mano. Però... Ma sei grande, e ci ho passato tre quarti d'ora. Sei andato a fare militare. È già militare. Però, ragazzi, fate i pugni. Volevo fare un brano un attimo sereno, l'Annirido, a dedicare a tutti i bambini del mondo uno. La mia è una bambina là. Questa è bambina che fa bambini. Non la guardare così. Dai, diamolo per la cracella. Piano. Il cameriere lo vuole in banca. In banca a casa, sta in avanti. Sì, sembra un po'. Bene cari amici, come promesso l'Annirido, questo era il grande Giovannino Giordò, che altro non era il suo desiderio e il suo amore per un nipotino che era appena nato. Scusate, qua ci hanno preso per vigili, va bene. Questa c'è da spostare la macchina. POV, ma sì c'è la mia. Una punta. No, sto scherzando. Una grande punto blu metallizzata. Era blu metallizzata perché i bambini stanno già mettendo fuoco. Stanno metallizzando. Niente. Amico mio, fatto. E io ringrazio a te. Torniamo ai bambini, che adesso ha ragione l'amico mio Leonardo, è già diventato grande. Questa notte farà da un'eternità e lui si sarà fatto a me, in la piaglia un artiglio e non vorrei più contento di me. Sei nato di lucidi, a canto dei pudi si stava a me, ma i giacchinotti un bacio a me, a dire tu più bello come i cantari sono convinti una di me.
non vede, Aguileto più bello non vede, Aguileto più bello non vede. Bravi colleghi, grazie. Bravi, bravi.